Di solito si pensa prima al titolo e poi si fa il video. Adesso invece io faccio il video e poi mi renderò conto alla fine del quale se le mie sensazioni sono di apocalisse oppure di cose positive, perché c'ho un pensiero che mi frulla per la testa che può dare delle speranze buone e un altro che invece mi rattrista. Cominciamo. Allora, è una giornata di here we go importanti per la Serie A, con il Milan che batte un colpo bello pesante, risponde la Juve finalmente prendendo Vicario per la porta e il Napoli, insomma, i due nomini, perché sono Favasuli è un nomino, Badiashile è un nomone che però si porta dietro le altre perplessità, quelle fisiche, e insomma è questione di giorni, perché Favasuli domani... benvenuti, scusatemi, mi dimentico sempre, benvenuti, io sono Valerio Fluid. Mi piace parlare di calcio e del Napoli e questo video abbraccia un po' tutte le squadre della Serie A, visto che insomma noi in Serie A ci dobbiamo confrontare, perché se fosse una gara di atletica leggera tu dici io sono pronto con quello che devo fare e vado, batto il mio record. Invece no, nel calcio gli avversari ti mettono i bastoni tra le ruote, se tu fai un tiro perfetto e il portiere te lo para è diverso, no? Quindi i paragoni vanno fatti bene. Vediamo se vi riesco a far lasciare il like per fine video. Con la fiducia potete lasciare il like adesso, il like dopo. Insomma, le notizie di oggi sono il Como che sta spingendo per Kean. Era una suggestione di mercato che a quanto pare sta diventando più reale, però pare che la Fiorentina voglia qualcosina in più. Si parla di un'offerta di 25 più 5 e la Fiorentina vorrebbe almeno 40. A questa notizia si aggiunge l'altra suggestione che la Fiorentina, se poi vende Kean, si può riversare a cercare Gabriel Jesus, che è quel nome che insomma noi ci stiamo portando dietro come tifosi del Napoli, ma a quanto pare ci sono anche notizie che vogliono una conferma di Lucca, e a quel punto se c'è la conferma di Lucca hai voglia ad esserti liberato di Lukaku. Gabriel Jesus non può mai venire e noi sappiamo il perché e lo spiegheremo per i nuovi arrivati. Benvenuti. Dopodiché dobbiamo parlare della Roma che insomma insiste per Mora, e adesso c'è una nuova voce che si sta facendo più pressante, che è un nome che per me è entusiasmante, che avevamo guardato da vicino anche per quanto riguarda le nostre possibilità, è Malik Fofana. È interessato anche il Galatasaray, perché ci sono queste squadre che hanno bisogno di quel tipo di giocatore, insomma un esterno che può giocare tra le linee e gente da dribbling, insomma, e per questo noi pensiamo che anche Lang potrebbe rientrare in queste situazioni in uscita, perché ci sono squadre che hanno bisogno di questo tipo di calciatori. Intanto Fofana è una delle possibilità, l'altra è sempre Mora. Si parla di questa offerta di 25 più un eventuale 50% per la rivendita per il Porto, oppure con la Roma che spendendo altri 25 acquista tutto il cartellino qualora poi dopo lo volessi rivendere. Ovviamente parliamo di un giovanissimo under e quindi là devi pensare al futuro. Un altro che è un under e che insomma diventa importante in Serie A è Moreira per il Milan, giocatore particolare perché se vai a vedere i suoi trascorsi, insomma i suoi ruoli, io faccio un paragone, un simil Dorgu, nel senso che può giocare a tutta fascia a sinistra, è mancino, ma può giocare anche un sottopunta dall'altra parte a piede investito. A piede investito? Sì, certo, se ti passa solo una macchina il piede è investito, no, invertito. E insomma vediamo, perché il Milan poi diventa molto offensivo se mette un giocatore del genere a tutta fascia in una zona dove si dovevano dividere il ruolo Bartesaghi e Stupignan. Forse Stupignan non convince tantissimo, Bartesaghi potrebbe fare anche il braccetto, quindi lì dovranno decidere poi cosa fare in uscita, ma a quanto pare il Milan sta facendo così, mette i soldi che deve mettere, e sono tanti perché per Moreira si parla di 50 milioni, quindi tutti che parlano di Jorge Mendes lo facciamo rientrare per il discorso di Gattuso, che devo dire una cosa importante. Ma insomma un altro TUM importante per il Milan, e andiamo avanti parlando di Vicario alla Juve. Lì i tifosi sono spaccati, qualcuno non è convinto, qualcuno è entusiasta.
mettere fuori dai titolari di Gregorio è una necessità per i tifosi della Juve, e insomma Vicario, nome che si è fatto anche per il Napoli, si parla di un 8+2, non so se è un 2+8, ma insomma è un prestito dove poi non c'è nemmeno l'obbligo, se riesce bene, se il mellone esce rosso se lo prendono, ed è un prezzo irrisorio per un portiere che era tra i migliori usciti dall'Italia, poi forse si è un po' perso in Premier League, ma adesso può ritrovare il suo riscatto, mentre il Napoli insomma rimane a quanto pare con Meret e Milinkovic-Savic, perché non se ne parla proprio. Guagliù, la lentezza è allucinante, e non parlo solo insomma dei due acquisti che il Napoli sta facendo, proprio lentopede, non si capisce perché, anche lo stesso Favasuli che poteva essere chiuso a luglio, e il 18, cioè domani le visite, proprio lontanissimi va benissimo, vabbè. Ci sono anche situazioni in cui è bene sbattere il muso contro il muro, ti rendi conto che sei scarso e poi acceleri, e la stagione può prendere una piega diversa. Legacy come fu con lo scudetto con Conte, cominciamo malissimo perdendo col Verona e poi si sbloccò il mercato, ci muovemmo tutti quanti insieme e andammo poi a vincere, però di punto a punto. Attenzione al punto a punto, perché ci sono punteggi che ti garantiscono l'ingresso in Champions e altri che ti lasciano in bilico, ma andiamo con calma. La Juve ha ufficializzato anche Lukumi, insomma, per rimpolpare un pochino il reparto difensivo. Vediamo, perché Lukumi-Bremer potrebbe essere una coppia. Secondo me Kelly può piacere in impostazione a Spalletti, però magari in marcatura Lukumi potrebbe essere più efficace, e anche lì 20 milioni, insomma, se noi abbiamo pagato forse un po' troppo Beuke, ma speriamo che, insomma, l'ho visto sorridente nelle foto degli ultimi allenamenti, speriamo che insomma possa recuperare al più presto, perché noi abbiamo l'esigenza di sistemare la difesa, da lì deve partire tutto, perché poi con Allegri si parte da una solidità e poi ci si riversa in avanti. Quello che abbiamo visto nell'ultimo amichevole fa ben sperare, e si ricollega al discorso di Gattuso, ma piano, deve essere proprio per quelli che se lo vedono fino alla fine, altrimenti non. Dopodiché ci sono ancora due cose appese, e cioè l'Inter su Jones, che insomma stanno inseguendo per tutta l'estate. Jones non è altro che, insomma, se tu fai Spence più Jones esce Stones alla fine, che loro è il primo che hanno preso. Comunque i colpi che dovevano battere li hanno battuti dopo qualche beffa, perché la beffa Palestra, la beffa Calili restano ovviamente, però hanno sistemato, e credo che si debba, io forse tra domani e dopodomani la facciamo il pronostico della classifica generale finale di Serie A, ci allarghiamo e vediamo cosa succede, anche se il mercato non è finito, e sappiamo che il mercato può fare la differenza negli ultimi giorni anche a campionato iniziale. E l'altra suggestione di mercato di queste ore è Icardi per la Lazio, una Lazio che fa tenerezza onestamente, quasi, perché perdono con il Mantova, e la mia timeline è stata invasa da tutta una serie di considerazioni su Gattuso, chi dice che comunque a prescindere è colpa di Lotito, ed è come gli dai torto, però si stanno riversando anche contro Gattuso, e qua volevo fare questa riflessione, perché secondo me è assurdo giudicare già un allenatore alla nuova esperienza dopo una partita, altrimenti guardiamo un attimo Lens PSG, il Lens vince 1-0, allora che facciamo? Mettiamo in discussione Luis Enrique? No, però rispetto a quello che è il pregresso mi sembra evidente, su questo non credo si possa essere in disaccordo, Gattuso la sua migliore stagione da allenatore l'ha fatta con noi. Non c'è stata un'altra avventura in un'altra squadra dove Gattuso si può dire vabbè, qua però si è difeso rispetto alla situazione. I 77 punti che Gattuso fa con il Napoli nell'anno successivo a quello di Ancelotti-Gattuso non sono pochi. Sono delle pisciatelle. E quel Napoli giocava anche bene, e questo mi fa ben sperare per Allegri, invece di accanirmi contro Gattuso, che insomma ha dimostrato di avere parecchi limiti. Vuoi vedere che siamo noi che rendiamo anche migliori certi allenatori? Perché prima che arrivasse Conte noi sapevamo di un Conte che aveva abbandonato tutta la duttilità tattica dei primi anni, era 3-5-2, 3-5-2, solo 3-5-2, e invece ci ha fatto vedere un sacco di moduli, ha dovuto giocare senza il suo Lukaku, una cosa nuova, ha lavorato su Højlund facendolo diventare un simil Lukaku, insomma questa è una speranza che vi
voglio offrire per quelli che come me hanno più di un dubbio su Allegri, vuoi vedere che ci attacchiamo al secondo tempo molto bello che abbiamo fatto contro l'Aris di Salonicco, perché era un Napoli che nonostante fosse in vantaggio ha voluto attaccare in avanti. E allora, se il Napoli era riuscito a far valere mediamente bene anche uno come Gattuso, che poi è andato a fallire ovunque e anche forse con la Lazio potrà fallire, vuoi vedere che riusciamo ad aggiustare anche Allegri? Vuoi vedere che riusciamo a cavare delle cose positive anche da Allegri? Anche perché non credo che ci possiamo affidare. Sto guardando i fogli, guardo la cosa, spostiamoci un attimo giusto nel finale. Avete lasciato il like sulla cosa positiva e io guardo la squadra che rispetto all'anno scorso per me è indebolita, perché Gutierrez l'ha lasciato andare, via Elmas, via Lukaku, via Juan Jesus, che erano delle certe. Lukaku insomma certezze non te ne dava più, però Elmas ha fatto il suo lavoro, Juan Jesus ha fatto il suo lavoro, adesso ti stai affidando al giovane Favasuli che può andare bene come rincalzo e a Badiashile che si porta tutta una serie di dubbi dietro. Ritorna Rafa Marí, speriamo bene, il Gatti spagnolo, speriamo che reggano i vari Anghissà, i vari De Bruyne fisicamente, e aspettiamo che in questi giorni escano notizie su Lucca, che pare che sta cercando casa a Napoli un'altra volta e quindi non se ne parla proprio, o Neres che dice no il Napoli se lo vuole tenere, anche là incognita pazzesca a livello fisico, o Lang che si stava muovendo bene, che quindi magari qualche offerta la può avere. Il Napoli ha appena riscattato Alisson e ci devi puntare, hai riscattato Højlund e ci devi puntare, Giovane può essere il tuo jolly, ma uno di questi deve uscire, perché vedete il numero 18 deve essere il numero 17, quindi o esce Mazzocchi o esce Milinkovic, Savic o Meret, questi qua non si muovono mai, Lupetto, Vergara, Contini. Vi renderete conto che insomma siamo di una lentezza allucinante, perché dobbiamo ancora far fuori i vari Obaretin, i vari Fororuncio, i vari Lindstrom, i vari Caiuste, i vari Ngong, i vari Sciodira, e abbiamo voglia a cercare il sogno Martinelli, Gabriel Jesus, i Leoni, i Gatti, i Fortini, tutte queste cose qua. È inutile proprio farlo, perché non te lo puoi permettere, il costo del lavoro della squadra non ti permette poi di mettere giocatori che non puoi tenere in lista, quindi abbiamo voglia di fare, bisognerà dare un'accelerata incredibile. Non ho capito perché siamo così lenti proprio in generale, ma questa è la realtà dei fatti. Le altre squadre si muovono e noi siamo molto lenti, molto bloccati, e faccio questo video che è una sorta di sfogo, perché quando ho fatto l'ultimo video e il giorno dopo sono arrivati degli Irwigo, è arrivato l'Irwigo di Favasuli, è arrivato l'Irwigo di Lukaku in uscita, domani ci saranno le visite mediche per Favasuli, Badiashile probabilmente un altro giorno, ma ci dobbiamo muovere perché la formazione è praticamente obbligata già contro il Genoa. Quindi ditemi voi se questo paragone assurdo, mettendo Gattuso in mezzo, insomma vi dà un pochino di positività, vi fa vedere il bicchiere mezzo pieno, oppure se siete più preoccupati per la lentezza, perché è una lentezza che è oggettiva e questo non si può dire. Se diamo l'accelerata finale va bene, abbiamo sofferto per tutta l'estate, però poi abbiamo sistemato la squadra. Poi non si potrà mai conteggiare in termini di punti cosa significa averli ingaggiati a campionato già iniziato, perché ti potevano tornare utili. Se perdi punti all'inizio, uno può pensare magari avessi comprato questi giocatori un poco prima, tra gli allenamenti fatti meglio e le possibilità di ruotare, magari ti potevi ritrovare con qualche punto in più, non lo puoi sapere, ti puoi anche trovare con qualche punto in meno. Ad oggi queste sono le novità. Entriamo nella settimana che ci porterà al sabato di campionato da New York. Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Avete lasciato il like, pure il like, potete lasciare il like, avete fatto like, cioè salire sopra la montagna così, poi è importante poi riscendere.